Chievo Verona Women contro Como, la terzultima contro la terza, 18 punti contro 31. Sembrerebbe il più classico del Davide contro Golia, ma sappiamo che questo Chievo può stupire. Ha perso tante partite, ma ha anche vinto contro avversari molto più in alto in classifica, quindi tutto può succedere. Dallo stadio Aldo Olivieri di Verona, benvenuti e buona domenica a tutti da Pierluca Loporto e Giovanni Sorbello. Vedete già le squadre schierate in campo. Diamo una rapida lettura delle formazioni. Olivieri in porta per il Chievo, Mele, Tunoaio, Salaorni, Pecchini in difesa, Bertolotti, Tardini, Salimbeni a centrocampo, Boni, Peretti e Gelmetti e il trio offensivo. Per il Como Women, Russo, Variale, Vivirito, Cavicchia, Cama, al centrocampo Cascarano, Fusarpoli, Franco, Rizzone, Ferrari e Rognoli. Parte proprio in questo istante Chievo Verona Women, Como. Vediamo subito il Como in possesso palla con la maglia bianca, mentre il Chievo oggi in tenuta bordo e blu. Vediamo subito Tunoaia che recupera palla, suggerimento verso Peretti, adesso verso Boni che ha tanto spazio davanti a sé. Subito in avanti il Chievo, vediamo se tenterà di accelerare. Qui toccata duramente, senza fallo secondo l'arbitro, quindi si prosegue. Subito una gara nel vivo, accesa, con le due squadre che vogliono a tutti i costi il 3 punti. Lo abbiamo detto, il Como per tentare la promozione in Serie A, il Chievo per allontanarsi da questa difficile situazione di classifica che la vede al terzultimo posto in classifica, a 6 distanze dal Cittadella che occupa il quintultimo posto, in pratica il primo per salvarsi. Sì, in questo momento la situazione possiamo dire che non è molto semplice per le giocatrici di Mister Ardito, però la squadra ha dimostrato di esserci soprattutto dal punto di vista del gioco, quindi si spera in una prestazione positiva per portare a casa 3 punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza. Notiamo che oggi probabilmente il Chievo viene schierato con un 4-3-1-2 con l'aggiunta di Bertolotti davanti alla difesa, Salimbeni mezzala e Valentina Boni nel ruolo di trequartista. C'è curiosità infatti per quanto riguarda il centrocampo del Chievo, non dico rivoluzionato ma comunque con delle modifiche importanti, dando subito il Como in avanti, entra in area, spazza però Tardini, alimenta l'azione ancora al numero 22 del Como, Ferrario, alta però la conclusione della numero 22 della formazione comasca. Subito parte da dietro il Chievo che costruisce palla a terra con Salaorni, Tunoaia, adesso sulla fascia Pecchini, viene incontro Peretti, appoggia dietro ancora per Pecchini. Bertolotti, come diceva il nostro Giovanni, dovrebbe fare da perno centrale davanti alla difesa, invariato il ruolo di Tardini. La novità è anche Lucrezia Salimbeni che prende il posto di Prost, che oggi parte dalla panchina. Che ne pensi di questa novità, Giovanni, e anche del ruolo un po' più avanzato di Valentina Boni, che non è più mezzala come le ultime uscite del Chievo, ma sembra agire nella posizione di tre quarti? Ma sicuramente è una novità importante. Bertolotti ha già giocato comunque davanti alla difesa, si ricordi la partita di Perugia, in parte anche contro il Vicenza, se ben ricordi. La novità può essere Salimbeni, che non giocava dal primo minuto da un po' di tempo. Diciamo che il mister ha preferito mettere un centrocampo più muscolare e più di corsa, cercando di affidarsi all'estero di Valentina Boni in una posizione più avanzata, anche perché nell'ultima partita contro l'Orobica abbiamo visto che mancava l'ultimo passaggio e Valentina Boni, più vicina alla porta, sicuramente può dare una mano in questo senso. Può essere proprio la numero 10 ad accendere le azioni offensive del Chievo. Attenzione davanti con Gelmetti che aggira l'avversario e poi conclude verso la rete, parata in calcio d'angolo di Russo. Bravissima Martina Gelmetti, già fra le più attive delle sue compagne nell'ultima sfortunata gara contro l'Orobica, persa 3-0, ma Gelmetti era andata diverse volte vicino a un gol. Ricordiamo una traversa che ancora traballa qui proprio da quella parte. Intanto vediamo Valentina Boni dal corner, il cross in mezzo, di testa Peretti, debole però nelle braccia di Russo. Prova a partire ma interrompe subito il contropiede avversario Salimbeni, che però non è precisa nell'appoggio, quindi ancora contropiede da parte del Como, che avanza palla al piede sulla tre quarti, prova a innescare Rognoni. Ricordiamo Rognoni miglior realizzatrice della formazione lombarda con 8 reti, dietro di lei segue Pellegrinelli. Chievo però ha recuperato palla, Pecchini
Sempre solita costruzione che da dietro, Pier. Sì, non butta mai via palla. Il Chievo lo aveva fatto con qualche errore di troppo nell'ultima partita contro l'Orubica. Vedremo se anche le variazioni a centrocampo nella tre quarti, come dicevi tu, porteranno frutti anche da questo punto di vista. Ancora Pecchini sulla corsia di destra, si fa vedere, viene incontro Peretti, prova a sfilare via, non ci casca però la numero 5 Variale. Rimessa laterale ancora per il Chievo Verona Women. Con le mani sempre Pecchini, viene incontro Valentina Boni, non riesce ad agganciare. Riparte da dietro il Como. Uno scambio con la regista e poi palla fra i piedi di Russo. Pressing alto qui del Chievo. Baricentro molto alto con la difesa a centrocampo. Viene fuori bene però il Como. Rognoni, poggio dietro. Ancora Rognoni, prova la verticalizzazione, interrotta però dall'ottimo intervento di Salaorni. Due squadre comunque che provano a giocare palla al piede, Pier, uscendo con passaggi semplici dalla linea difensiva e non buttano palla via come invece avevamo visto domenica contro l'Orobica. Attenzione Rognoni, ancora lei ad ispirare la manovra offensiva del Como. Come dicevi tu, quella contro l'Orobica è stata una partita atipica, con il Chievo che ha fatto la partita. All'Orobica bastava un lancio in profondità per mettere in difficoltà, non nel primo tempo dove davvero l'Orobica non ha mai concluso in porta, ma nel secondo tempo bastava. Attenzione, intanto Rognoni dal limite il tiro e subito 0-1 allo stadio Aldo Olivieri di Verona. Nono gol per Rognoni, che porta subito in vantaggio il Como Women dopo appena 6 minuti, proprio come nell'ultimo incontro con l'Orobica. Dopo 6 minuti subito in svantaggio il Chievo. La prima occasione utile per gli avversari, quindi si fa nuovamente in salita la strada per il Chievo, che è costretta ancora una volta a rincorrere, come purtroppo dobbiamo dirlo capita spesso, soprattutto nelle gare fra le mura amiche qui a Verona. Ma c'è ancora tanto tempo ovviamente da giocare, la partita è appena cominciata, come diceva Giovanni. Due squadre sono mostrate vive, subito palla al piede, desiderose di far gol, e quindi c'è ancora tanto tempo da vivere, tanto tempo per il Chievo per provare a riacciuffare l'incontro. Pecchini. Dobbiamo dire, Pier, che questo gol è nato da una riconquista alta comunque del Como. Un lancio, probabilmente un filino lungo di palla a te però. Tardini per Gelmetti al limite dell'area, potrebbe tenere il tiro, invece cerca l'assist, capisce tutto la difesa. C'è un'occasione per Bertolotti, palla deviata che si spegne però fra le braccia di Russo. Stavo dicendo, una palla persa che è in uscita, finisce sui piedi che di Rognoni e come sempre alla prima occasione le ospiti che trovano il gol. Si sembra una maledizione quella del Chievo, soprattutto dicevamo qui fra le mura amiche. Al primo tiro utile, attenzione, recupero alto questa volta di Gelmetti che subisce anche fallo. Ancora la numero 18, sempre fra le più positive, sia che si vinca o si perda, della formazione di casa. Come dicevamo, la costruzione dal basso è un'arma, però appunto al primo errore spesso l'avversario ti punisce, ed è successo proprio nella prima occasione utile per l'avversario diverse volte, come contro l'Orobica. Addirittura parliamo più o meno dello stesso minuto, ha subito subito gol il Chievo, però che sta provando subito a reagire. Infatti c'è una buona occasione per Valentina Boni. Parte Valentina Boni, troppo sul portiere il cross di Valentina. Diciamo, Pier, che la costruzione dal basso spesso porta tanti vantaggi, ma spesso ti può portare a subire però questi gol. Rischi, esatto. Infatti Rognoni ha calciato quasi indisturbato, comunque aveva delle compagne da servire in inferiorità numerica o comunque in parità numerica. Il Chievo lì al limite dell'area, è troppo grande il rischio. Vediamo che però anche il Como costruisce dal basso, quindi evidentemente porta vantaggi come appunto i rischi, ma gli errori individuali in quella zona del campo sono
pericolosissimi, se non decisivi a volte. Ovviamente bisogna fare anche i complimenti a Rognoni perché ha scagliato un destro potente che era imprendibile. Sponda proprio di Rognoni, Ferrario avanti, può uscire però Olivieri che la fa sua. Comunque Subito il tempo c'è, Pier, mancano ancora 80 minuti, adesso bisogna giocare con calma, testa, stare sempre concentrati e provare a buttarla dentro, ecco. Anche perché l'approccio era stato buono come contro l'Orobica, poi il primo tiro come sempre è sfortunato. E da quello che vediamo riesce a centrocampo anche ad uscire con personalità il Chievo, che ha tanto spazio anche in questa occasione. Qui da migliorare appunto i suggerimenti, i passaggi fra le giocatrici, però quando riesce a uscire il Chievo ha tanto spazio, quindi può far male. Pecchini viene avanti, di esterno verso Salimbeni che si è allargata. Incontro Valentina Boni e qui è quell'imprecisione di cui parlavamo, ti esponi anche in questo caso a dei contropiedi con la pericolosissima Rognoni, fermata però nettamente sul pallone dall'ottima Salaorni, lancio di Tardini verso Pecchini che si è inserita. Pecchini che è addirittura un terzino, ma spesso lo vediamo in una posizione molto avanzata anche per offendere. Qui recupero alto di Peretti, c'è ancora Pecchini, può servirla, decide di fare tutto da sola, adesso serve Gelmetti in mezzo all'area, prova a girarsi, sventato il suo tentativo e qui probabilmente sarà rimessa dal fondo. Pensavo fosse calcio d'angolo sinceramente, forse ha visto una deviazione l'arbitro, non era molto d'accordo Martina, quindi si riparte da Russo. Qui diciamo che il recupero alto del Chievo, intanto attenzione, anticipa un'avversaria, però Salaorni ci mette una pezza e riparte ancora con l'ausilio di Olivieri. Viene incontro Bertolotti, Salaorni per Salimbeni che evita l'avversario e conquista un ottimo fallo a metà campo. Anche qui ottima uscita che dal basso stavolta invece, Pier. Sì, perché alla fine, come dicevamo prima, quando riesci a superare la linea, il primo pressing. sì, il primo pressing, ma anche la linea mediana, vediamo che non sembra così invulnerabile del Como. Aveva tanto spazio davanti a sé, poc'anzi anche Tardini che vediamo libera a sinistra, sceglie invece Gelmetti. Peretti al limite dell'area, lotta ancora Gelmetti, vediamo liberissima Tardini a sinistra, è quello che dicevo prima. Non viene servita però e riparte il contropiede del Como con Rognoni. Qui il contrasto di Salaorni, alimenta l'azione Fusarpoli, si appoggia a Vivirito. Comunque Pier, tranne che Pomigliano, ogni volta il Chievo parte sempre che da 1-0 dall'inizio della gara, perché col Brescia è stato così, con l'Orobico è stato così e anche oggi è stato così. E non è semplice giocare in questa maniera, eh. Attenzione, Tardini, Pecchini, grande intervento. Pecchini, scusate, ancora intervento. Rognoni, anticipata all'ultimo proprio da Valentina Boni. Ancora palla per Rognoni, lo scambio con una compagna, 1-2, prova l'intervento Salaorni, fallosamente secondo l'arbitro, quindi punizione dal limite. Qui un intervento importante di Pecchini che sventa ha tolto il pallone che dalla porta, possiamo dire, dall'attaccante del Como, però allo stesso tempo aveva alimentato l'azione perché la palla era rimasta lì. E ora c'è una punizione comunque importante, tirerà, riesci a capirlo chi, Pier? Vediamo di chi si tratta, chi è sul pallone. Intanto si posiziona alla barriera, qui è sicuramente una opportunità ghiotta per la formazione avversaria. Potrebbero anche tentare uno scambio. Anche sì, la posizione fa presupporre quello, vediamo. Occhio anche al tiro sul palo che dà il portiere. Il tiro è Olivieri, però è bravissima a bloccare. La numero 19, Pier. Si trattava di Vivirito, che ha colpito all'andata il Chievo del 3-0 di Como. Gol in quell'occasione di Vivirito e la doppietta di Ferrario. Qui sbaglia Tardini l'appoggio dietro. Prova a rimediare con un tackle, palla ancora per Rognoni. Suggerimento in avanti, passa il Como. Il tiro debole però quello di Ferrario. Ancora una palla persa in uscita dalla linea
difensiva. Il Como, diciamo, pressa alto, se lo riesci a superare ti si aprono le praterie, se perdi palla però rischi di prendere. Qui riparte ancora da dietro il Chievo con Olivieri. Mele, spazio davanti a sé, accelera Chiara Mele, viene incontro Gelmetti, elude l'intervento di un avversario, lo scambio con Valentina Boni dentro verso Peretti. Ottima questa idea, questo scambio del Chievo, manca solo la precisione, però davvero era riuscita ad aprire in due la difesa del Como. Probabilmente sarebbe stato però anche fallo di mano, perché involontariamente se l'era portata avanti con la mano. Sì, lì dipende tutto appunto dall'assist impreciso. Qui ancora avanti il Como, palla deviata. Fuori gioco comunque c'era. Tutto da rifare, quindi. Quindi è trascorso il primo quarto d'ora, 15 minuti sul cronometro, ricordiamo il risultato di 0-1, in vantaggio il Como con il gol di Rognoni. Salaorni verso Mele, appoggia dentro verso Tardini, qui Sombrero per eludere l'avversario, cambia gioco verso Pecchini. Peretti manca appuntamento con la sfera, spazza via il Como, prova a metterla giù Tonoaia, che però regala palla agli avversari. Con calma dietro la formazione di mister Fabio Calcaterra, che proprio un paio di settimane fa si è seduto sulla panchina della formazione terza in classifica, lo ricordiamo, anche se con 19 giornate, ne ha 18 il Chievo a fronte di 18 giornate. Salaorni qui senza neanche pensarci la mette in fallo e laterale, e permette alla sua squadra di riposizionarsi. Diciamo che il Como non ha neanche tutta questa fretta di andare a battere, anche perché il risultato è buono e può gestire la gara. Adesso tocca al Chievo fare la partita. Qui Gelmetti prova a recuperare palla, ci riesce, l'appoggio dietro per Salaorni, spazza lungo dove però non c'è nessuno, c'è Sarakama, anzi si tratta di Franco, dietro verso Rizzon. Qui prova a recuperare alto, non riesce però Salimbeni, recupera invece Pecchini che la vuole gestire, dietro per Tunoaia, ancora Pecchini, poco movimento però delle ragazze di Ardito in avanti, e qui sbaglia infatti Pecchini, recupera palla il Como ed è fallo a metà campo. Como adesso ovviamente cerca di gestirla con calma, riparte sempre da dietro, la fa girare, cambia il gioco verso Cascarano. Mele anticipa l'avversaria, Gelmetti prova a evitarne un'altra, viene fermata però qui. Ancora sulla corsia di destra, recupera palla grazie al sempre utile lavoro di Salaorni. Già battuto Mele, ancora lei con le mani. Viene incontro Tardini, non riesce però a controllare, a gestire la sfera, quindi fallo laterale, rimessa laterale regalata al Como. Cascarano anticipa però Bertolotti, qui recupera tante volte palla al centrocampo il Chievo, che non riesce però a gestirla, non riesce né a velocizzare con precisione né a gestire e ragionare un po'. Forse dovrebbe migliorare questo in questi primi minuti. Gli sta mancando questo, linea a te però. Intanto Cascarano il cross in mezzo, ci mette però il corpo Salaorni. E ci sarà un calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo per il Como dell'incontro. Lo batterà il numero 22 Ferrari, ha già battuto corto, viene incontro Mele che prova a evitare il cross in mezzo,
spizzica di testa Tardini e l'allontana. Intervento che è decisivo comunque Pier, perché è riuscito a levare il pallone dalla testa della giocatrice del Como. Sì, perché il cross era deciso, Molto teso, forte, quindi lì basta semplicemente impattarlo, non serve neanche dare forza. Davvero pericoloso, come dicevi tu, il cross del Como. Qui recupera palla Salimbeni, avanza palla al piede, allarga verso Peretti. Boni riesce l'1-2 con Peretti ancora lungo la corsia di destra, supera un avversario Peretti, può provare il cross, in mezzo c'è Gelmetti e conquista un ottimo calcio d'angolo. Ha cercato il pallone dietro a rimorchio per Valentina Boni, comunque forse un cross teso in mezzo poteva essere meglio, Però c'è l'avversaria molto vicina, quindi non era facilissimo. Qui vediamo una cosa che dovrebbe cercare di più il Chievo, è l'inserimento di Tardini, che può essere un'arma offensiva. Anche in questa occasione si era inserita sul secondo palo. Boni in mezzo, attenzione, direttamente in porta dall'illusione del gol, ma alto sopra la traversa. Qui secondo te ci ha provato direttamente in porta o è stato un cross mal riuscito quello di Valentina Boni? una via di mezzo secondo me, cioè ha provato ma secondo me cercava il pallone in mezzo per le torri fondamentalmente. Diciamo che non c'è stata nemmeno fortuna qui, perché se fosse girato un pochettino il pallone poteva finire dentro. Sai che non sono così sicuro, perché dal modo in cui ha calciato il pallone di esterno, dato Mentre una qui un traiettoria altro veloce, pallone. ma attenzione che perde un altro pallone, il tiro verso la parata è sul palo, poi la conclusione del Como, spazza via Bertolotti. Ferrario ha lasciato partire un bolide verso la porta di Olivieri, che l'ha toccato quel tanto che basta per deviare la palla verso il palo più lontano. Qui si salva il Chievo, occasione clamorosa al 22esimo minuto per raddoppiare da parte del Como. Qui avanza Tardini, cambia gioco verso Gelmetti, la trova bene e appoggia verso Mele. Forse dovrebbe provare proprio queste soluzioni in Chievo, veloci. Ancora Mele, palla al piede, c'è ancora Gelmetti, la va a pescare, punta l'avversario, prova a saltarla, incespica però sul pallone, non ci casca Cascarano. Scusate il gioco di parole. Riparte da dietro il Como, avanza la numero 24 Rizzon. Ancora lo scambio, Rizzon viene incontro Ferrario, la giocatrice che poc'anzi, come detto, ha sfiorato il raddoppio. Bravissima Olivieri comunque, Pier. Bravissimo Olivieri. Una grandissima parata. Poi anche fortunata perché il pallone che non finisce dentro, però una grandissima parata. Per una volta i pali diciamo che riescono il Chievo a salvare. Perché di solito sono ingenerosi nei confronti del Chievo, che ne ha colpiti tantissimi nel corso della stagione. Qui riescono a salvare, come dicevi tu, la formazione di Ardito. Olivieri l'ha toccata quel tanto che basta, una reazione, istinto puro probabilmente, oltre al senso di posizione, perché ovviamente il suo intervento non poteva essere pulito, perché è stata una botta davvero forte, era difficile andare in bello stile, ma l'ha toccato quel tanto che basta per deviarla sul palo. Qui lotta a centrocampo, viene fuori ancora una volta il Como, prova a rincorrere Pecchini col tackle, gli dà una mano anche Tunoaia, che adesso si impossessa della sfera, prova a rilanciare proprio verso Pecchini. Qui pallone deviato e quindi rimessa laterale per il Chievo. Como che proviene dallo 0-0 contro il Cittadella, che, come dicevamo poc'anzi, potrebbe essere proprio l'avversario diretto per la salvezza, oltre ovviamente. Mentre qui c'è un giallo, Pier. Qui il primo giallo dell'incontro, la numero 6, Pier. per la numero 6 Cavicchia. Fallo ai danni di Peretti, che si rialza proprio in questo istante, quindi siamo al 24esimo minuto, primo giallo dell'incontro. Non è molto d'accordo Cavicchia, ma ormai è fatto. Il giallo c'è ormai, quindi il giallo ovviamente è già sul taccuino dell'arbitro. Qui palla subito pronta per il solito lancio di sinistro di Salaorni.
e va lunghissimo, però dove non ci sono compagni è troppo lungo. Tiro di Salaorni. Che però finisce in rimessa e laterale e si può andare in pressing alto. Qui mi sembra un po' una giocata rugbistica quando si Conquista campo. ecco, per avanzare. Non male comunque, però qui fallisce tutto, fallisce il tentativo che avevamo descritto il Chievo perché c'è un fallo. Riparte però da dietro il Como che cambia campo nei pressi di Cascarano, che ha tantissimo campo davanti a sé. Rognoni corre, deviato però il suggerimento per la numero 23, che abbiamo capito è quella da tenere più a bada. Sì. Probabilmente del Como. Mentre qui brava Salaorni a conquistare palla, però finisce di nuovo sui piedi di Cascarano. Qui non riesce lo scambio con Cavicchia, quindi rimessa laterale per il Chievo. Quando sei arrivati al 25esimo minuto, Pier. Viene incontro Tardini, anticipata però da Cavicchia, ancora Rognoni, in mezzo a due avversari e vince il contrasto, allarga tutto per Bertolotti che però ci mette la testa su Valentina Boni, allarga Peretti, qui è da sfruttare meglio questo contropiede perché poi lo subisci, ecco. Qui anche sfortunato Bertolotti perché gli è rimasto un po'... Però adesso cambia tutto, invece Salimbene lo fa bene, può correre Tardini che ci mette tutta la voglia, e riesce a raggiungere di questo pallone. Viene incontro Boni, l'appoggio per Mele, pensa un attimo al cross, lo esegue in questo momento, prova ad agganciare il tiro di Bertolotti alto sopra la traversa. Qui buona l'idea, non male anche la coordinazione di Bertolotti, chiaramente non era facile con la palla di controbalzo, però la reazione del Chievo c'è stata. Chiaramente incontra una formazione di altissimo livello che punta alla Serie A e quindi deve fare attenzione anche all'eventuale raddoppio, però il Chievo sta lottando. Qui sta lottando anche Gelmetti che tiene un grande pallone in campo, ancora Martina Gelmetti, ci mette tutta la rabbia che è in corpo, ex della partita ricordiamo Gelmetti. Qui riparte però il Como, un campanile verso Di Luzio, arriva prima però Salaorni, Salimbeni, fa correre ancora Salaorni che non riesce però ad agganciare il pallone. Di testa ancora Salaorni, di testa anche Casarano, prova a metterla giù Bertolotti che è toccata duramente però dall'avversaria. Come dicevo, ex dell'incontro Gelmetti, che ha passato i primi 6 mesi della stagione al Como senza troppa fortuna, però a causa dei tanti infortuni, tanti problemi fisici che adesso però sembrano superati, e lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite. Numero 18, importantissima per l'attacco giallo-blu. Qui Salimbeni direttamente verso il centro dell'area, arriva Valentina Boni, la mette giù, punta l'avversario, il cross in mezzo di Valentina Boni verso Peretti, deviato però, quindi arriva nelle braccia del portiere. Ci vuole calma comunque, Pier, ci vuole calma perché un gol si può fare, bisogna stare attenti in fase difensiva. Abbiamo visto che comunque il Como, una volta che superi la sua prima pressione, ti lascia spazio per giocare, quindi bisogna giocare con calma, bisogna farsi vedere, bisogna trovare il pallone nelle giuste posizioni. E poi, Pier, serve un episodio. In questo momento serve questo, un episodio. È così, spesso gli episodi sono decisivi per cambiare l'inerzia del match. Diciamo che abbiamo la sensazione da una parte e dall'altra che quando superano la prima pressione o comunque si trovano nei pressi, negli ultimi 30 metri dell'area di rigore avversaria, le due formazioni danno l'impressione di poter far male. Non si accontentano sicuramente a giostrare il pallone, ma attaccano con decisione. Qui la numero 5, Barriale, ancora giro palla indietro del Como. Il Chievo che è molto compatto e lascia però tanto spazio sulle fasce, non vuole concederne invece nella zona centrale. È chiaramente un 4-3-1-2, quello disegnato da Mister Ardito.
Qui recupera Bertolotti che sporca il pallone ma involontariamente lo regala a un'avversaria. Il cambio di gioco verso Vivirito. Qui Rognone ancora al limite dell'area. Salimbeni però riesce ad anticipare il tiro della numero 23. Sarà ancora corner per il Como, questa volta da sinistra. Batte subito il Como, qui si fa sorprendere il Chievo, arriva però Salimbeni, Rognoni evita con un tunnel, entra in aria, fa tutto da sola, Pecchini spazza via il tiro, fuori, però attenzione qui che Rognoni aveva ancora impensierito, ed è un eufemismo, la difesa del Chievo, tunnel su Salimbeni, evita un'altra avversaria, aveva fatto tutto da sola sulla corsia di sinistra, è entrata in aria, poi per fortuna del Chievo è stata imprecisa nella rifinitura. La sensazione è che quando Rognoni prende palla crea sempre pericoli. Qui una grandissima giocata, è stata brava Pecchini, ben appostata a riuscire a rinviare. Sì, quando si accende la numero 23, l'abbiamo detto, è la miglior realizzatrice del Como, con 9 gol, con quello realizzato al 6° minuto della gara che vi stiamo raccontando. Giocatrice sicuramente di qualità, ma anche di forza, velocità, perché resiste anche ai contrasti. Qualità, tecnica, a tutto, Però l'ha studiata anche la formazione di Mister Ardito, perché viene spesso raddoppiata. Il problema è che spesso appunto non riesci neanche col raddoppio a sottrarre il pallone. In questo momento no, magari nel secondo tempo quando calerà un pochettino potrebbe essere più semplice, per ora è devastante. Viene incontro Salimbeni, Valentina Boni sulla 3/4, evita l'avversaria, Bertolotti si fa vedere, la cambia verso Chiaramele, potrebbe metterla in mezzo, punta l'avversario e conquista guadagna. Un buon calcio d'angolo. Ottimo corner quello conquistato da Chiaramele, che nelle ultime 3 partite sta diventando una certezza. La classe 2002 che viene schierata sempre con più continuità da Mister Ardito, ricordiamo è la ragazza più giovane insieme a Gaia Di Stefano a disposizione di Ardito. Batte Valentina Boni, il cross prova ad arrivare, senza fortuna però Peretti. Dovrebbe essere rimessa comunque per il Chievo, sì, appunto, rimessa toccata. Il Chievo perché ha sporcato il pallone la numero 24 Rizzon. Si fa vedere ancora Peretti, prova a domesticare il pallone, la gira e conquista calcio d'angolo, molto con una bene. deviazione. Molto brava. Qui sale Salaorni, scusate il gioco di parole. Restano dietro Bertolotti, Mele e Tunoaia per garantire la superiorità numerica, perché Rognoni insieme a una compagna batte subito intanto il Chievo. Salimbeni in mezzo. Qui c'è una protesta per un possibile fallo di mano, Sì, purtroppo non c'è il VAR in Serie B femminile, però hanno protestato le giocatrici. Ferma un attimo il gioco l'arbitro. Diciamo che questo possibile fallo di mano fa il paio con quello che di quando era domenica contro Helorobica nei primi minuti. Qui Salimbeni prova a scucchiaiare in mezzo, esce però Russo per evitare problemi. L'impatto con il pallone di Gelmetti. 33esimo minuto del primo tempo. Chievo Verona 0, Como 1 allo stadio Olivieri. Quando di testa ci prova Mele, allunga il pallone anche Boni e poi ancora Gelmetti, la sponda di Peretti. Mentre qui c'era stata comunque una spinta su Gelmetti non ravvisata dall'arbitro, che era vicinissimo e ha ritenuto di non fischiare. Dolorante si alza Gelmetti mentre cambia gioco di sinistro, lo fa bene Bertolotti verso Mele che può puntare Cascarano, dentro per Peretti, la gira per Bertolotti, potrebbe tentare il tiro e lo stop a seguire troppo lungo però di Bertolotti, che anche lei è propositiva però in fase offensiva. Come raccontavamo poc'anzi è un centrocampo a 3 diverso, più di mediani, di centrocampisti, sì, quello del Chievo, però con 2 giocatrici come Tardini e Bertolotti che sanno anche quando inserirsi e come farlo. Mentre qui con questo fallo Salimbeni comunque. Sì, è un centrocampo più dinamico forse, più di corsa, ecco anche.
dove la qualità la mette soprattutto Sara, ovviamente Hetardini, schierata come mezzala. Qui lungo Salaorni, arriva Pecchini sulla corsia di destra, viene incontro Gelmetti, che evita l'avversario, il cross in mezzo verso Peretti, esce però Russo, ancora un'iniziativa importante di Gelmetti, lì molto rapida sul breve, a lasciare sul posto l'avversario, il cross in mezzo, troppo però forse sul portiere, attento però, attenta Russo a evitare l'impatto con il pallone di Peretti, riparte da dietro il Como. Pressing alto come sempre del Chievo. Qui con calma prova ad uscire da dietro il Como. Recupera palla Peretti e conquista anche fallo. Fallo di Rognoni, Pier. Fallo di Rognoni che prova a rendersi utile anche in fase difensiva. Qui è un'ottima opportunità però per il Chievo per sbucchiare verso il mezzo. Arriva come sempre Valentina Boni, che lascia però a Peretti, è liberissima sulla corsia di sinistra Boni, vedremo se verrà servita o se Peretti tenterà direttamente il cross in mezzo. È liberissima comunque. Secondo me un benzinino lo fa e infatti arriva proprio in questo istante di sinistro Boni in mezzo, troppo alto però il cross di Valentina Boni, prova ad arrivare senza fortuna Pecchini, era ottima l'idea ovviamente di Peretti. Sembrava strano infatti non vederla in mezzo all'area, lei che probabilmente, non voglio sbagliarmi, ma è la più alta giocatrice a disposizione del Chievo. Buona l'idea, troppo alto però il traversone, la sciabolata di Valentina Boni, che qui viene raddoppiata, lotta anche Pecchini, prova a ripulire questo pallone, lo fa bene il Como che esce da dietro. Non ci sta però Bertolotti, recupera la palla, Salimbeni allarga per Peretti, movimento di Gelmetti, ci prova Peretti! Al lato però la conclusione della numero 7, che ha fatto bene comunque a provarci, ha liberato il destro e ha tentato di sorprendere Russo. Leggermente al lato però la conclusione di Peretti. Il Chievo comunque si mostra vivo, gioca spesso nella metà campo avversaria e anche con conclusioni della distanza ci ha provato e ci sta provando. Manca, come diceva Giovanni poc'anzi, un episodio per dare ancora più fiducia. Sì, diciamo che sembrava la copia del gol del vantaggio che del Como, cioè palla recuperata alta, tiro dalla che distanza, però stavolta non è entrato. Che ancora si lotta a centrocampo Salimbeni, che alza troppo la gamba però, ed è fallo sanzionato dall'arbitro Francesco Deusanio. Qui Salimbeni non disdegna mai la lotta, è una giocatrice messa lì proprio per combattere in mezzo al campo. Tra l'altro Salimbeni adesso si è posizionata davanti la difesa, Bertolotti sembra agire nel ruolo di mezzala, quindi in questo primo tempo già ha fatto una leggera modifica mister Ardito. Intanto avanti Cascarano, prova il cross, arriva Tunuaia, imprecisa però in questa occasione, arriva comunque Peretti, l'appoggio verso Pecchini. Bertolotti, scambio con Peretti, vuole concludere l'1-2, trattenuta però fallosamente Peretti. Diciamo che quello che sta mancando, Pier, un po' come nelle scorse partite, è l'ultimo passaggio al momento. Quello che proprio ti mette in porta. Sta mancando semplicemente questo. Perché poi comunque il gioco c'è, il pressing c'è, si riesce a uscire palla al piede. Però manca quell'ultimo guizzo che ti può far portare il pallone dentro. Lungo Salaorni, di testa Pecchini. Prova ad arrivarci Gelmetti, arriva prima però un avversario, esce ancora il Como. Qui spalla la porta, lotta con Salaorni e Pecchini. Di Luzio, ancora un campanile, ancora Di Luzio contro Salaorni e alla fine rimessa laterale per il Como. Abbiamo visto qui un recupero palla di Salimbeni, che sembra proprio essere stata messa davanti alla difesa in questo momento, come avevi detto te, Pier. Sì, un mediano vecchio stile messo lì proprio per rompere la
l'azione, la proposta offensiva. E forse ti può dare anche più libertà alle due mezzali di inserimento, ecco, perché con lei che sta dietro in quella posizione tu hai più possibilità di far salire Bertolotti e Tardini. Sì, e Tardini, Sì, sì. brava ad evitare l'avversario Salimbeni. Intanto Chiaramele sbaglia però il suggerimento verso Gelmetti. Sì, magari perdi qualcosina nell'uscita bassa dietro, però secondo me anche la posizione di Rognoni è uno dei motivi per cui ha spostato Salimbeni. Non a uomo, però Quasi. vicino alla posizione di interesse di Rognoni. Lei che sicuramente è abile nel recupero palla. Qui il lancio che non sorprende però la difesa del Chievo, è rimessa laterale, invoca palla Pecchini. Vediamo che comunque spesso, se non sempre, il Como cerca di giocare in ampiezza. Ed è una delle soluzioni che può scegliere anche il Chievo, perché vediamo le squadre molto strette, in pochi metri anche in larghezza, non solo in lunghezza. Anche se Pierre col 4-3-1-2 diciamo che andare in ampiezza è un pochettino più complicato. Col 4-3-3 invece verrebbe più semplice. Infatti forse il lavorone è proprio quello dei terzini che vediamo libera, ad esempio in questo momento Mele non servita, che è chiamato ovviamente a un grande lavoro per dare appoggio alla manovra offensiva oltre che alla copertura. Però Pecchini soprattutto ha la capacità per proporsi e far male se le energie glielo consentono, quindi Pecchini l'abbiamo visto Pecchini, ma anche spesso Tardini. come ala comunque in questa gara finora, quando non ha compiti che difensivi, mentre qui Fortunata forse fuori gioco, sì, alza la Fuori gioco bandierina. sulla bandierina dell'assistente. Quindi diciamo che Pecchini può essere un po' quella là che ti dà ampiezza un pochettino con Chiaramele. Ovviamente però c'è l'altro lato della medaglia, perché se loro due si spingono in fase offensiva, qui era palla in movimento, se loro due si spingono in fase offensiva, in fase difensiva lasciano l'uno contro uno molto spesso. È chiaro che bisogna coprire quasi tutta la fascia, ma lì è importante anche il lavoro della mezzala, da quel lato lì, da una parte Tardini e dall'altro Bertolotti, che devono ogni tanto aprirsi, ma anche delle due attaccanti che lo stanno comunque facendo, sia Peretti che Gelmetti da una parte. Forse era stata fatta anche per questa che la scelta di Salimbeni, cioè mettere dal lato di Pecchini, che di solito spinge di più, una giocatrice più difensiva e più sì, di in grado corsa. di coprirla. Qui Bertolotti evita Rognoni e allarga, come dicevamo prima, per Mele, che è spesso sola e va sicuramente cercata di più. L'appoggio verso Pecchini, che è al limite dell'area, il cross di sinistro, allontana di testa Gelmetti, prova il tiro, respinto però. Qui il rimbalzo tradisce Salimbeni, palla ancora per il Chievo, arriva Salaorni, si fa vedere incontro Peretti, impreciso per il suggerimento di Salaorni. Qui però non si può chiedere sempre di essere sempre perfetta, perché impiega tantissime energie per il recupero palla, per l'attenzione che mette in difesa. Sicuramente un recupero importante quello di Salaorni, che forse è mancato al Chievo nella parte centrale del campionato. Qui intanto rischia Rizzon, È fuori gioco se non mi sbaglio. Sì, fuori gioco. Tutto fermo. Comunque vediamo che il Chievo è altissimo in pressing, cioè alla difesa a centrocampo praticamente. Qui forse Tunai abbatte da troppo indietro secondo me, e infatti la posizione deve essere rettificata. Sì, di solito è il contrario, sono i giocatori e le giocatrici che guadagnano campo. Qui battuto troppo, sta per battere troppo indietro. Salorni verso Tardini, larga verso Peretti, c'è ancora Tardini vicina, la cerca Bertolotti di prima verso il centro, troppo lungo però. Qui forse Peretti poteva cercare di appoggiarsi a Gelmetti per uno scarico dietro che per il tiro, Pier. Probabilmente sì. Ovviamente da però qui aveva anche l'avversaria, aveva anche la compagna vicina. Ovviamente sai, parlando da qui è tutto semplice. Ovviamente più difficile all'interno del rettangolo di gioco.
Comunque il Como, nonostante tutto, gioca sempre da dietro, cioè gioca sempre da dietro, prova a costruire e poi si affida sempre a Rognoni. Ma qui il recupero palla alto c'è. Sponda infatti non riuscita di Rognoni, qui gioca con la sola Tardini, con calma verso Peretti. Peretti prova a cercare uno scarico, alla fine allarga verso Pecchini, buona l'idea, capisce tutto però il terzino del Como Variale. Qui Pecchini, il cross in mezzo, colpisce un avversario, vediamo se ottiene corner, e così. Ancora un corner per il Chievo. Qui possiamo dire, Pier, che Salimbeni oggi sta facendo un po' la Prost della situazione, no? Messa davanti alla difesa a pulire palloni e a recuperare palla. Sicuramente giovanissima Salimbeni, chiaramente rispetto a Prost che ha una carriera di grande livello, ma sicuramente le caratteristiche sono Finisce il primo tempo. assimilabile, finisce qui senza recupero il primo tempo, i primi 45 minuti di gioco che hanno visto il Como passare subito in vantaggio dopo appena 6 minuti grazie al gol della solita Alessia Rognoni, quindi 0-1 qui allo stadio Aldo Olivieri. Il Chievo che comunque ha reagito, come detto poc'anzi con Giovanni, ha provato in diversi modi a colpire e riacciuffare il risultato con alcune conclusioni, soprattutto dalla distanza di Peretti e Bertolotti, molto attiva anche Gelmetti nell'area di rigore avversaria. Mancato però un episodio utile al pareggio delle formazioni giallo-blu, oggi in realtà in bordeaux e rosso. C'è ancora tanto tempo di giocare, c'è ancora la ripresa, sicuramente l'atteggiamento sembra quello giusto, il Chievo sta mettendo tutta l'energia, tutta la voglia che ha per cambiare le sorti di questa partita, quindi vi aspettiamo. In questo Se vuoi fare momento una chiosa di metà percorso, Giovanni, e poi ci... sì, sembra un po' la solita che partita che del Chievo, mentre tanto che si riscalda Prost che potrebbe anche entrare all'inizio della ripresa. Prost che tra l'altro si è riscaldata con i titolari Sì, all'inizio appunto. della partita, quindi c'era un po' il dubbio che venisse impiegata. Qui forse sarà un cambio programmato. Sì, comunque diciamo che la personalità è stata quella giusta, la voglia di giocare è stata quella giusta. Sempre questo gol subito nei primi minuti, però, cioè, sembra quasi una maledizione quest'anno, cioè, prendi gol nei primi minuti, giochi, poi sei costretto a sbilanciarti e concedi qualcosa. Speriamo che il copione in questo secondo tempo sia ovviamente Diverso dalle ultime partite, diverso. perché le ultime partite poi non hanno visto il Chievo riuscire a fare a impensierire seriamente la porta avversaria, o comunque non è riuscita poi ad andare in gol. Le premesse però questa volta sembra che ci siano, quindi siamo fiduciosi per la seconda frazione di gioco. Noi ci fermiamo per 10 minuti, poi vi attendiamo sempre qui in diretta su Avelia HD dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per il secondo tempo di Chievo Verona Women Como.
fibra di Avelia, tutti i match della Tezenis Verona. Solo 29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi a campo il professore.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da €29,90 la velocità di Internet sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Zenith Verona. Solo €29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi metà campo, il professore! Il cronometro. Aprire. Bentornati sempre in diretta dallo stadio Aldo Olivieri di Verona per il secondo tempo di Chievo Verona Women Como. Vediamo già Valentina Boni sul pallone e l'arbitro proprio in questo istante dà inizio alla ripresa della giornata valida, della 20ª giornata di Serie B, gara valida per il 20° turno, il 7° di ritorno. Ricordiamo il risultato di 0-1 che prima in questo momento gli ospiti del Como con il gol di Rognoni al 6° minuto. Il Chievo però si è mostrato sempre vivo nel corso del match, si può dire che abbia fatto la partita, quindi sono tutte le premesse per vedere anche un secondo tempo bello, godevole, piacevole, come è stato il primo, a discapito ovviamente del risultato che non sta premiando la squadra di casa.
però si riparte subito da il solito lancio lungo di Salimbeni verso Peretti, che questa volta riesce a prolungare verso Gelmetti. Qui vorrebbe un intervento dell'arbitro, non c'è, qui sbaglia l'appoggio una giocatrice del Chievo, riparte subito il Como. Arriva però Tardini in vantaggio, prova a metterla in angolo, si impegna per non farlo uscire Pecchini, senza fortuna, quindi primo corner della ripresa per la formazione comasca. Anche qui un grandissimo salvataggio che di Tardini comunque, Pier, perché sennò la giocatrice del Como era sola davanti a Olivieri. Ovviamente c'era anche comunque Pecchini che stava rientrando. Sì, perché anche qui c'è stato un appoggio sbagliato, un po' che assomigliava un po' a quello del primo gol, dell'unico gol nei primi minuti del Como, che qui cross in mezzo allontana Peretti verso Bertolotti. Dicevo, somigliava un po' al gol preso dal Chievo nei primi minuti della prima frazione, e lì quando si sbaglia spesso è decisivo. È stata bravissima Tardini nel ripiegamento difensivo. Qui prova a ripartire il Chievo, la mette giù Peretti verso Tardini, Bertolotti lungo verso Gelmetti che prova a evitare l'avversario, attenta però la numero 24 Rizzon. La palla è uscita secondo l'arbitro e quindi rimessa laterale per il Como. Non ci sono stati cambi da una parte e dall'altra, vediamo però alcune giocatrici del Chievo che stanno intensificando il proprio riscaldamento. Vediamo Dalla Giacomo, Botti e Prost che, come dicevamo prima di dare la linea alla pubblicità, è una di quelle che ha svolto l'intero riscaldamento prepartita con la squadra, quindi probabile un cambio programmato a centrocampo. A centrocampo recupera palla Bertolotti, la perde però nell'estirata che non riesce ad evitare l'intervento dell'avversario. Qui deve uscire Olivieri in anticipo su Rognoni, ancora palla però per il Como. Ferrario prova a sorprendere dalla lunghissima distanza il portiere numero 17, impreciso però il tentativo, che ha ricordato un po' quello di grandi giocatori come Quagliarella o Mascara. Ti ricordo, Giovanni, il gol a Palermo, il gol è centrocampo, il gol è che vedranno persino a Tonga, che hanno già visto persino a Tonga il 4-0 del Catania sul Palermo. Ci ha storica provato senza fortuna. Ora faccio anche un po' un piacere al mio compagno di viaggio, visto che proviene da quelle parti. È stato un derby sicuramente da ricordare. Ma torniamo all'attualità, torniamo al calcio femminile, torniamo a Pecchini che si proietta come sempre in avanti. Serve Peretti, ottimo lo stop di petto, ottimo anche la restituzione della palla. Ancora scambiano le due bandiere giallo-blu, perdono però in questo istante palla. Qui il cambio di gioco arriva prima però Tardini che evita l'avversario con il sombrero, va verso l'aria, il suggerimento per Gelmetti che arriva di testa, anticipa il portiere fuori. Ottima occasione, ottimo recupero alto del Chievo, e come avevamo detto nel primo tempo, le incursioni, gli inserimenti della centrocampista numero 25 Tardini possono essere importanti. Qui fondamentale il suo lavoro in fase offensiva. Ci avevo messo anche la testa Gelmetti che fuori anticipa. Bertolotti è dentro Prost intanto, Pier. E quindi è proprio questo il cambio programmato di cui abbiamo parlato a lungo, con Prost che era l'iniziato numero 1 per entrare, quindi lascia il campo dopo appena 5 minuti a Bertolotti. Evidentemente qualcosa in questi 5 minuti non è piaciuto a mister Ardito, perché di solito il cambio o lo si fa subito dopo i primi 45 minuti a partire dalla ripresa, oppure di solito l'allenatore si prende un po' più di tempo per giudicare l'operato delle sue giocatrici. Quindi forse qualcosa non ha funzionato, ho visto qualche indizio che non andava, mister Ardito. Sì, poi Intanto ti interrompo subito, scusami Giovanni, perché il Como è in avanti, ha recuperato una palla alta, il cross verso Rognoni, troppo lungo però la sciabolata della giocatrice del Como, che recupera però palla ancora alto, giro palla della formazione ospite, ancora Ferrario, prova a cambiarla tutto in prova Rognoni ad evitare Salaorni, lotta con Salaorni, Rognoni, poi la conclusione verso la porta imprecisa, quella del numero 23 che ha siglato il gol che decide fino a questo momento la partita.
Dicevi Giovanni, scusami se ti ho interrotto, parlavamo dell'ingresso di Prost dopo meno di 5 minuti. Sì, poteva essere anche un cambio programmato, Pier, cioè che erano rimaste in questa maniera, magari ti faccio giocare i primi 50 minuti e poi metto Prost, cioè diciamo che fondamentalmente ha messo Prost anche per dare un pochettino di esperienza in questa situazione a te, Pier. Andano avanti sulla corsia di destra Gelmetti che aveva scambiato con Peretti, fermata però da Vivirito, poi si trascina la palla fuori, non c'è deviazione secondo il guardalinee. Non sono molto d'accordo le giocatrici del Chievo, che però resta in pressione alta all'altezza dell'area avversaria. Viene incontro la solita Rognoni attaccata da Pecchini, qui lavora di suolo e di corpo Rognoni, appoggio dietro dritto sulla schiena di Gelmetti, che nell'occasione di prima forse di più non poteva fare, perché ci ha messo la testa anche con coraggio, perché lì si rischia anche l'impatto con il portiere. È stata anche brava Russo che è riuscita a salvare. Lì Gelmetti non poteva fare nulla, veramente ha fatto il massimo già. Qui intanto Peretti prova a entrare in area, al limite dell'area Peretti ci pensa e tira verso la porta di Russo, calcio d'angolo. Qui non il primo tiro di Rachele Peretti verso lo specchio della porta, la conclusione della lunga distanza ce l'ha e l'ha mostrata un paio di volte anche in questo incontro. Qui Russo sembrava in controllo, in due tempi però si è portato il pallone fuori. Qui uno schema subito il Chievo verso Peretti Pecchini che perde però l'attimo per concludere di sinistro a rete. Qui si espone al contropiede il Chievo, ci mette una pezza però l'ottima Chiaramele nella diagonale che gli ha permesso di evitare il contropiede del Como. Qui era buona l'idea per Pecchini, che aveva lavorato di corpo per evitare l'intervento e girarsi sul sinistro, forse inciampata, ha perso per un attimo il tempo per concludere la rete. Proprio Pecchini anticipa l'avversario di testa, non c'è nessuno però davanti per il Chievo, che potrebbe beneficiare anche dell'energia di Dalla Giacomo, miglior realizzatrice del Chievo con 6 gol, che oggi parte dalla panchina. Qui corre il Como sulla fascia destra, c'è Mele, impressione anche Tardini, cross verso l'area, allontana Tunoaia, ci prova dalla lunghissima distanza Varriale, ma tentativo velleitario quello della numero 5 rossoblu. Comunque già dobbiamo segnalare, Pier, in questi primi 8 minuti 2 occasioni, una potenziale che è quella di Gelmetti, e l'altra è stato il tiro di Peretti che Russo, per non rischiare, ha messo in angolo. Quindi diciamo che l'approccio come nel primo tempo c'è stato, come sempre manca solo una cosa purtroppo. Solo una cosa che però nel calcio non è un dettaglio, quello del gol. Ci prova adesso il Chievo. Intanto Prost ha preso come sempre la cabina di regia della squadra, si è spostato un po' più avanti Salimbeni. Qui Rognoni sulla corsia di sinistra, può puntare Tunoaia, il cross di Rognoni, punizione, c'è fallo secondo l'arbitro, fallo di mano, probabilmente l'ha toccata con la mano, anche se ho visto il gesto con cui Tunoaia ha portato le mani dietro al corpo, forse in maniera tardiva a questo punto, perché ha giudicato da posizione molto ravvicinata l'arbitro. E qui tentativo, opportunità per un cross, ma potrebbe anche tirare in porta la numero 22 Ferrario, che ha colpito il palo che nel primo tempo. Pericolosa già nel primo tempo, e da come si è posto nei confronti del pallone non ci pensa infatti due volte. Un tiro cross invece verso Varriale che spedisce di fianco alla rete, quindi si salva il Chievo. Qui un tiro cross teso, quello di Ferrario verso Varriale, che era anche relativamente libera, difficile però girare a rete da quella posizione. Qui rimessa laterale per il Como, pressione sempre alta del Chievo. Interrotto lo scambio del Como da Salaorni con la complicità di Tardini. Mele qui ci pensa un attimo di troppo, perde palla. Qui il cross verso Rognoni, che non arriva però all'appuntamento con la sfera, quindi si riparte dalla rimessa dal fondo
di Francesco Olivieri, che batte subito basso verso Tunoaia, che chiama i compagni incontro, allarga verso Pecchini. Pecchini evita l'avversario, esce fuori benissimo dal pressing avversario. Peretti dietro per Tunoaia, lancio lungo verso Peretti, Gelmetti scusate, anticipata, mette giù Prost con calma verso Tardini. Tardini avanza, progressione palla al piede, allarga verso Mele. Mele ancora verso il numero 25, adesso Prost, Peretti, gira verso Pecchini che era scattato un attimo in anticipo. Vediamo se riesce a tenere il pallone in campo. No, non è così. Era anche fuori gioco, Pier. Era anche fuori gioco, quindi nulla da fare. Qui forse avrebbe voluto un pallone dentro Pecchini, un taglio invece l'ha servita sull'ampiezza Peretti. Sì, questo sì, probabilmente sì. Avrebbe voluto un pallone a tagliare in due la linea difensiva del Como, non si sono capite probabilmente ed è scattata la trappola del fuorigioco. Qui Tunoaia sradica il pallone dai piedi di Rognoni, non riesce però a servire una compagna. Rimessa laterale quando siamo al 12° minuto di gioco, sempre 0-1 qui allo stadio Aldo Olivieri di Verona. Decide il gol di Alessia Rognoni dopo appena 6 minuti. Mentre si sta preparando un altro cambio probabilmente, Pier. Stella Botti, se non vedo male. Forse, Potrebbe essere anche un doppio cambio, perché anche Dalla Giacomo sembra pronta, non dico pronta, ma comunque si sta avvicinando al tabellone luminoso. Sì, dovrebbe essere forse se solo Dalla Giacomo. E anche doppio cambio che nel Como, probabilmente. Qui intanto il Como sulla corsia di sinistra con Ferrario avanza, Prost di mestiere però strappa palla verso Peretti. Non c'è niente, lo dice anche l'arbitro. Peretti gira tutto verso Tardini che ha tantissimo spazio davanti a sé. La progressione di Tardini, c'è anche Mele in sovrapposizione, dall'altra parte Valentina Boni punta l'avversaria. C'era Mele solo sul secondo palo in verticale proprio per Chiara Mele, forse con un attimo di ritardo. Qui era un contropiede da sfruttare un po' meglio al Chievo, che aveva tantissimo spazio davanti a sé. Qui Tardini, forse anche per sorprendere la difesa avversaria, non ha scelto il passaggio più scontato verso Mele, ma ha tagliato verso Boni, che forse si è attardato un attimo di troppo nel servire l'ultimo passaggio, quello decisivo. Qui intanto non riesce a restituire a Pecchini Olivieri, quindi rimessa laterale. Mentre qui è pronto il cambio, esce Salimbeni, Pier, può essere? Sì, Salimbeni. Quindi o Valentina Boni va a centrocampo, oppure diventa un 4-2-3-1 fondamentalmente. Vediamo se ci sarà qualche cambio tattico. Sicuramente ciò che è sicuro, ciò che è certo, che il Chievo si schiera con un atteggiamento molto più offensivo. Chievo a trazione offensiva, quello schierato adesso da mister Ardito. Quando ci avviciniamo al quarto d'ora, qui toccata duramente una giocatrice del Como e quindi punizione da posizione interessante per la formazione lombarda. Tanto Dalla Giacomo sembra far coppia con Gelmetti in avanti, infatti restano molto alte le due giocatrici sulla linea della mediana per sfruttare la loro velocità in caso che di contropiede. Probabilmente arretra un po' Peretti e, come dicevi tu, Valentina Boni fa la finta alla fine mezzala, perché è di fatto una trequartista. Qui allontana Tunoaia, lascia sfilare Ferrario, proprio Ferrario verso Rognoni, morde su di lei Prost. Qui recupera palla il Chievo con Tunoaia, subito verso Gelmetti che anticipa bene l'avversaria, verso Dalla Giacomo che è fresca, può correre anticipata, però attenzione che il pallone forse peccato. Qui aveva provato anche ad allargare la sagoma del proprio corpo Dalla Giacomo per provare in tutte le maniere di intercettare questo pallone. Forse poteva essere servita un attimo meglio, perché come dicevi tu è fresca, ha più energie, quindi se avesse ricevuto la palla sui piedi probabilmente avrebbe potuto saltare. Attenzione a Gelmetti qui innescata. Gelmetti entra in area, Gelmetti verso Dalla Giacomo, il tiro 1-1 Chievo.
pari della nuova entrata Stefania Dalla Giacomo, che prima è andata vicina al gol e adesso non sbaglia al primo pallone utile in aria, innescata da Martina Gelmetti, ed è 1-1 il gol tanto invocato. Arriva al 15° minuto dalla nuova entrata Stefania Dalla Giacomo. Ci voleva, Pier, finalmente ci voleva questo gol, un cambio azzeccatissimo, gran palla messa dentro da Gelmetti. Dalla Giacomo la deve solo spingere dentro, era l'episodio che probabilmente serviva. L'episodio che probabilmente serviva al Chievo per avere più fiducia, perché comunque si può dire poco alla formazione di Ardito in questa prima ora di gioco. Ha fatto in pratica la gara, è riuscita a rendersi pericolosa nel primo tempo, ma adesso arriva il gol che può cambiare anche l'inerzia del match. 7° gol stagionale per Dalla Giacomo, che è la migliore realizzatrice del Chievo. Parte dalla panchina, ma è entrata abbastanza bene, direi. Come diceva un grande allenatore, Allegri, i cambi possono fare tutta la differenza che è di questo mondo. Sì, e non in lo diceva questo solo caso. lui, però Vabbè. è vero che anche nel calcio attuale, con i 5 cambi, tra l'altro alla fine modifichi tutta la squadra, e soprattutto quando hai tante giocatrici offensive in grado di far male, Peretti, Gelmetti, Dalla Giacomo, in panchina ricordiamoci anche Di Stefano. Alla fine una panchina, partire dalla panchina può non essere una, come dire, non dico una punizione, che è un termine troppo forte, ma può comunque essere un fattore, perché nell'ultima mezz'ora, negli ultimi 20-30 minuti, quando entri, hai qualità e anche energia, puoi fare, come hai detto tu, la differenza. E qui era entrata subito bene in campo Dalla Giacomo, si era mostrata subito positiva per atteggiamento, e poi alla prima occasione l'ha messa dentro. Dobbiamo ricordare l'ottimo lavoro di Gelmetti, che ha siglato l'assist per la numero 29. Qui in avanti il Como con Rognoni, posizione di fuorigioco, quindi 1-1, ricordiamo, allo stadio Aldo Olivieri di Verona fra Chievo e Como. Gol al 15° di Dalla Giacomo. Salaorni lungo proprio verso Dalla Giacomo, che non può arrivare troppo lungo, però sfiora Variale, quindi resta in avanti il Chievo, che a questo punto anche psicologicamente ci crede. Non ha mai smesso di crederci in realtà, però questo gol può dare fiducia all'11 di Ardito. Qui recupera palla alto Boni, lo scambio fra Dalla Giacomo e Pecchini, che entra in aria, può tentare il cross, arriva Peretti che anticipa tutti, subisce probabilmente anche un colpo alto, però il colpo di testa di Rachele Peretti. Comunque, Pier, dobbiamo dire una cosa: il Chievo ha trovato la cosa fondamentale di questa stagione, ovvero il gol, perché quando il Chievo riesce a fare un gol, poi c'è la possibilità di riuscire a farne altri. Adesso si sono sbloccate soprattutto dal punto di vista mentale, quindi attenzione, perché questi ultimi 30 minuti, possiamo dire, compreso il recupero, saranno importantissimi. Io ti volevo dare un dato, non te lo do per scaramanzia, te lo do a fine partita, proprio a proposito di questa sottolineatura che hai appena fatto. Chiaramele con le mani. Diciamo solo che Non lo diciamo, perché dobbiamo dirlo. Godiamoci la partita, che è ancora viva, che è ancora più bella rispetto a prima, e poi le analisi le somme le tiriamo a fine partita, perché avanti il Como sulla corsia di destra c'è Salaorni a contrastare l'avversaria. Qui uno scambio non riuscito che favorisce ancora Ferrario, che si accontenta del corner che batterà dal lato destro il Como. Qui resta altissima Dalla Giacomo e Gelmetti. Tutte le altre 8 giocatrici di movimento invece a supporto della fase difensiva. Sono 2 sulla linea, sulla bandierina. Adesso si defila Rognoni, chiama lo schema. Mentre anche il Como prepara il cambio,
e allontana Tardini. Il tiro dalla distanza sporcato che non dà problemi a Olivieri, che aspetta che la sua squadra si distenda in avanti. C'è Pecchini come sempre libera larghissima, viene incontro dalla Giacomo, l'appoggio per Pecchini, non si capisce però con Peretti che voleva la profondità. Adesso Pier comunque ci vuole ancora più calma rispetto a prima, perché adesso la gara la puoi vincere anche alla fine, ma attenzione. Lancio lungo verso Rognoni, deve uscire Olivieri che calcola però bene il tempo e con le mani evita l'intervento dell'avversario. Comunque impatto devastante che gli dà la Giacomo su questa gara. Lo dicevamo soprattutto nel secondo tempo, quando cadono le energie, il Chievo ha tante frecce al proprio arco dal punto di vista offensivo, giocatrici tutte molto mobili, veloci, forse ancora più veloci di quelle che ha in campo, ed è entrata, come dicevo prima, molto bene dalla Giacomo. Qui anticipa Rognoni, Pecchini, resta a terra Dolorante, fa giocare però l'arbitro, si rialza stoicamente Pecchini che recupera palla proprio in questo momento, sbaglia però l'appoggio, prova a rimediare Salorni lungo verso Gelmetti e intanto ci prepariamo al cambio. Siamo arrivati al quant'è? Al 66esimo. Esce la numero 5 probabilmente Variale ed entra la numero 11. Col numero 11 entra Abbati, quindi primo cambio fra le fila della formazione lombarda. Entra Abbati e si posiziona, da quello che sembra, sulla corsia di sinistra, quindi cambio sulla fascia mancina del Como. Non dovrebbe cambiare nulla dal punto di vista tattico. È proprio lei che batterà con le mani verso Rognoni. Gelmetti lotta proprio con la nuova entrata Abbati. Alla fine ne esce il Chievo con il Como, scusate, con Fusarpoli. Ferrario, Vivirito, suggerimento capito, però capisce tutto Tunoai e prova a ripartire, a distendersi il Chievo. Ci sono tante maglie bordeaux e blu, però preferisce ragionare Prost. Giusto, così con calma, che per creare pericoli, perché gli spazi ci sono, Pier, e se la giochi con calma trovi anche ottime soluzioni. Qui vediamo c'è Valentina Boni che forse linea a te? Sì, perché c'è dalla Giacomo, prende palla, spalla alla porta e tutto nel metacampo avversario il Chievo. Il suggerimento verso Gelmetti che ha l'aggancio, toccata duramente, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Chievo quando siamo al 24esimo minuto, all'occasione per ribaltarla e cartellino giallo per Abbati, la nuova entrata. È entrata da pochissimi minuti, da 2-3 minuti Abbati, e ha subito causata, forse al secondo pallone toccato, anzi non ha proprio toccato il pallone perché ha toccato direttamente Gelmetti, il calcio di rigore che batterà Peretti questa volta, non Valentina Boni. Vedremo la numero 7 che si prende la responsabilità di questo pallone che può essere importante, importantissimo per la gara. Pronta Peretti dagli 11 metri. Parte Peretti! Gol del Chievo! Le gialloblu la ribaltano con Rachele Peretti da 1-0 a 2-1. Questa volta non c'è stata solo la reazione, ma ci sono stati anche i gol. Il Chievo la ribalta tutta nel secondo tempo. C'è ancora tanto da giocare, la partita è ancora lunga, però questa volta i cambi di mister Ardito, ma anche la tenacia, la voglia, l'atteggiamento delle giocatrici giallo-blu oggi stanno facendo la differenza. Quindi 2-1 per il Chievo, gol di Rachele Peretti, gol numero 101 fra Serie A e B con la maglia del Chievo, prima Fortitudo Mozzecane, quindi si riparte dal risultato di 2-1. Fondamentale, Pier, questo è un gol fondamentale per la stagione proprio. Infatti abbiamo visto l'esultanza della squadra, abbiamo visto proprio l'esultanza della squadra. Adesso ci sono 20 minuti in cui si deve tenere. Rognoni il cross in mezzo in due tempi, però Olivieri sicura. Quanto, ti chiedo, quanto pesava
il pallone sui piedi di Peretti, anzi il pallone posizionato sul dischetto. Vista comunque la stagione del Chievo e l'importanza in questo momento della stagione di fare punti. No, era pesantissima, era pesantissima. È stata bravissima, però dobbiamo fare i complimenti a Gelmetti, perché aveva stoppata male, poi con la sua grandissima esperienza ha messo il corpo davanti, Abati gli è venuto addosso e quello è calcio di rigore. Il gol Lì pesava. quando sfiori un avversario c'è poco da dire, c'è danno procurato, è una chiara occasione da rete, non si può diciamo discutere sulla durezza, diciamo così, sulla cattiveria del fallo. Lì quindi vieni toccato ed eviti la conclusione verso la rete dell'attaccante, lì è sempre rigore. Sì, poi il rigore di Peretti è stato semplicissimo, è stata bravissima a metterla dentro, mentre intanto esce la numero 6 ed entra la numero 10. Esce Cavicchia tra le file del Como ed entra Pellegrinelli. Qui un cambio importante per il Como. Pellegrinelli già 5 gol stagionali, fa cenno anche alle compagne, quindi potrebbe esserci un cambio tattico fra le file del Como. Come dicevi tu, Peretti ha spiazzato il portiere. Ferrario intanto in mezzo allontana Prost in calcio d'angolo. Qui il Chievo, come dici tu, devi contenere, però non deve rinunciare a proseguire la sua partita. Qui Rognoni in mezzo, allontana Boni ed è fallo in attacco del Como. Sospiro di sollievo per la formazione giallo-blu. Qui dicevo, deve sì contenere, però non deve rinunciare a ripartire e sostanzialmente fare la partita che stava conducendo fino a poco prima del 2-1, ma anche dell'1-1. Sì, ci vuole Equilibrio. ci vuole calma, ci vuole sempre calma perché è stata ribaltata e adesso è il Como che si deve scoprire, mentre il Chievo può fare semplicemente la sua gara. Intanto Pecchini, recupero alto, addirittura può tentare il tiro. L'ha Tra le presa braccia troppo di bene. Russo. L'ha presa troppo bene. Eh sì, dritto per dritto il tiro di Pecchini, che qui era stata bravissima a recuperare Alco. Attenzione perché parte subito in contropiede il Como. Proprio la numero 10 Pellegrinelli sulla corsia di destra, è fuori gioco però, segnalato subito dall'arbitro. Qui intanto c'è Pecchini stremata, giustamente anche per la partita come sempre di grande sacrificio, generosa non solo dal punto di vista difensivo. Qui aveva recuperato una palla in pratica al limite dell'area e poteva andare addirittura a chiudere virtualmente il match. Lei che è comunque un terzino, quindi tutta la fascia per lei, che non ha neanche il supporto oggi dell'esterno alto, però davvero generosa, positiva la sua prova. Qui ancora Gelmetti mette il pallone giù come se fosse 50 centimetri più alta, dobbiamo dire, perché ha i movimenti e la bravura a tenere palla di una giocatrice con un'altra stazza, e invece con tanto mestiere, come dicevi tu, gioca lì. Comunque Pier, che partita che di Sara e Tardini Ancora oggi. Tardini per Gelmetti che prova il tiro, debole però questa volta fra le braccia di Russo. Sì, Tardini è stata un po' la chiave offensiva e difensiva del Chievo, perché come hai detto tu nei primissimi minuti c'era il rischio di prendere il secondo gol ed è stata lei da ultimo uomo a sventare quel contropiede pericolosissimo. Allo stesso tempo è la prima giocatrice del centrocampo che si propone sempre in avanti. Qui intanto giallo per Peretti, quindi primo giallo anche fra le fila del Chievo. Ricordo gli altri ammoniti della gara sono Cavicchia e Abati, entrambi per il Como. Qui resta giù una giocatrice del Como. Abbiamo visto 3 gol, ci stiamo divertendo. Giovanni, ti dico anche che l'ultimo incontro giocato qui a Verona era stato un 3-4 addirittura, quindi una partita storicamente che Chievo contro Como che regala tanti gol. L'ultima volta erano andate in rete, indovina chi? Rachele Peretti. Peretti. E l'altra indovina chi? Boni.
Boni sicuramente, te ne manca una che abbiamo visto in gol anche oggi, Dalla Giacoma. Quindi E ti dico anche una cosa, Pier, io spero di non vedere più gol oggi. Per me la partita potrebbe anche finire qui. lo speriamo tutti, e poi alla fine partita ti do quel dato che non voglio assolutamente darti. Quindi sì, ricordiamo che siamo appena entrati, abbiamo superato, anzi la mezz'ora, mancano 15 minuti più recupero, sempre 2-1 per il Chievo, gol di Peretti su rigore, anzi prima il pareggio di Dalla Giacomo e poi Peretti su rigore a ribaltare il momentaneo 1-1 siglato dopo appena 6 minuti da Alessia Rognoni. Qui protegge palla Pellegrinelli. Bravissima Prost. Prost che ha messo ordine da quando è entrata, sicuramente è positivo il suo atteggiamento. E qui sfila il pallone, rimessa dal fondo. Mentre c'è fibrillazione sulla panchina che è del Chievo, Pier. Vediamo Mister Ardito, il direttore Max Rossi. Sì, mister Ardito che non si è fermato un attimo. Peccato che sia dall'altra parte, altrimenti riuscireste a vedere bene. Per cui giallo per Valentina Boni. Seconda munita quindi per il Chievo, Valentina Boni. L'altra è Peretti, chiede subito scusa. Sempre corretta comunque il capitano del Chievo. Qui Ferrario ha l'intenzione di buttarla direttamente in the box. Salgono tutti tranne Abbati e Cascarano. Mentre qui grandissima confusione al centro dell'area comunque. Sì, un mucchione, un mucchio selvaggio come direbbe qualcuno. Ferrario parte, il cross in mezzo, allontana Salaorni. E occhio qui al contropiede ora. Contropiede con Boni che potrebbe servire subito, si attarda, lo fa adesso per Dalla Giacomo che non arriva. Abbati evita. E ora qui Però c'è spazio praticamente, c'è spazio, attenzione. per Pecchini che può correre lungo la corsia di destra, Fuori subito gioco verso forse. Dalla Giacomo Fuori e alza gioco, la fuori gioco, bandierina. sì. Qui ha giocato un po' con la linea Dalla Giacomo, un attimo troppo presto. Il suo scatto è arrivato un attimo in anticipo e quindi fuori gioco, però può sfruttare queste occasioni il Chievo che ha giocatrici di gamba e secondo me Valentina Boni poteva servire un attimo prima Dalla Giacomo, perché lì è questione di lucidità, di precisione. Basta un passaggio fatto bene e ti ritrovi davanti il portiere. Sì, ha cercato di far salire la squadra secondo me, con grande esperienza, dobbiamo dirlo. Certamente l'esperienza non manca. La giocatrice classe 1983, 4 scudetti. Qui Peretti scambia, scatta proprio Boni che secondo me avrebbe preferito un suggerimento centrale. Qui col tacco prova a far rimbalzare su un'avversaria. La palla resta lì in pressione alta Pecchini. Prova a spazzare Vivirito verso Pellegrinelli. Tocca di testa bene Tardini. Peretti chiama il movimento delle compagne. Alla fine fa tutto da sola. Forse si trascina il pallone fuori. Quindi rimessa laterale per il Como. Qui a questo punto ovviamente il Como ha meno da perdere, quindi si apre anche qualche spazio in più. Secondo te Di Stefano potrebbe essere un'altra velocista da mettere proprio per gli eventuali contropiedi, o è meglio non modificare l'assetto della squadra che sta funzionando? Ma di solito quando si vince si tende a non modificare l'assetto della squadra, perché tutto sta funzionando, perché ci sono gli ingranaggi molto foliati. Però comunque si sta preparando Di Stefano, quindi mister Ardito non è d'accordo con te. Quindi probabilmente vedremo fra pochi istanti il terzo cambio per il Chievo, che dopo Prost e Dalla Giacomo fa entrare anche Di Stefano. Vediamo al posto di chi. Vuole aspettare però giustamente un po' mister Ardito per concludere l'azione con la sovrapposizione di Gelmetti lungo la corsia di sinistra, il cross in mezzo verso Dalla Giacomo, leggermente lungo, può arrivare, non arriva però la numero 29, nulla di fatto. Qui forse per spezzare, no, ha battuto subito il Como, quindi si dovrà attendere per il cambio. Abbati appoggia dietro per Rizzon. Abbati che per fortuna nostra, Pier, non ha avuto un buon impatto sulla partita. Ha avuto l'impatto su Gelmetti fortunatamente. Ecco, sull'episodio appunto che serviva
al Chievo, che a dire la verità aveva già raddrizzato l'incontro con l'1-1 di Dalla Giacomo, però un episodio del genere sicuramente fa piacere al Chievo, che ne ha subiti tanti a sfavore. Non stiamo parlando ovviamente di errori arbitrali, ma stiamo parlando proprio di episodi, di contatti montanti, quindi pali, traverse, deviazioni che spesso possono fare la differenza. Qui la sponda di Peretti verso Boni è larghissima e solissima Dalla Giacomo, un attimo indietro il cambio di gioco, arriva come un treno Pecchini, che a questo punto pretende la palla e prova a evitare l'avversario e guadagna un ottimo corner. Certo che al 35esimo minuto del secondo tempo Pecchini, che è un terzino e da tutta la partita che si fa tutta la fascia, qui andare in sovrapposizione È anche cosa vuol stanca, dire? comunque è anche stanca. Appunto dico, era anche sulle ginocchia poco fa e intanto l'abbiamo vista scattare come un treno. E ha chiesto comunque anche a Dalla Giacomo di aspettare la sua sovrapposizione, Pier. Sì, a quel punto dopo 50 metri di campo non so cosa avrebbe fatto. Qui Dalla Giacomo prova di prima intenzione, non arriva però e probabilmente commette anche fallo su Pellegrinelli. Qui hanno provato lo schema Pomigliano che aveva portato al gol Rachele Peretti, Pier. È vero, con una girata verso la rete di prima intenzione. Ha ciccato però il pallone Dalla Giacomo. Qui la velocità di Rognoni contro Tunoaia, che è brava però a metterci il corpo. E anche qui bravissima Olivieri, che senza pensarci due volte la butta via lontano. Qui Tardini ha spazio davanti a sé, prova la solita progressione largo verso Peretti, che giustamente vuole aspettare una finta. Qui è la giocatrice che può appunto far salire la squadra, la può tenere, ha quelle caratteristiche Rachele Peretti. Salaorni in mezzo a due avversari che restano così a guardarsi, e poi buono il suggerimento, troppo lungo però per Chiara Mele. Qui coraggio anche da parte di Salaorni, che sul 2-1. Mentre qui c'è il cambio, esce probabilmente Gelmetti, se non sbaglio, sì, Gelmetti. Sì, Gelmetti che sta uscendo dall'altro lato del Che è stanca campo. e che è stanca probabilmente, anche perché ha corso fin dal primo minuto e ha fatto anche l'assist. Gelmetti decisiva perché ha fatto un assist e si è procurata il rigore, quindi sicuramente fra le migliori in campo che ti chiederò fra poco, immagino che metterai sicuramente anche lei. Qui riparte il gioco con il Como quando siamo al 39esimo minuto, quindi 6 minuti più il recupero per la fine del match, sempre 2-1 per il Chievo. Pellegrinelli, appoggio dietro per Rizzon, di petto la stoppa Pecchini, anticipo di Rizzon su Peretti, Pellegrinelli che subisce fallo, vuole batterlo subito il Como, qui non si deve far sorprendere il Chievo. Qui buono il lavoro difensivo della nuova entrata di Stefano, che può essere un'altra arma per i contropiedi. Mentre qui Tunoaia non ci pensa due volte e spazza. E a questo punto secondo me c'è poco da creare dietro e invece c'è da ricercare subito le veloci attaccanti. Mentre qui il pallone ha colpito il direttore di gara, quindi verrà scodellato da lui. Probabilmente per il Chievo, perché il pallone era che del Chievo. Pecchini. Di Stefano prova ad autolanciarsi, alla fine ne esce un passaggio per Peretti che prova a restituire il favore. Qui rischia Russo in dribbling addirittura su Tardini, che per un attimo non arriva. Nulla di fatto. Brava però Di Stefano. Grande personalità però comunque anche di Russo. Lì tranquilla proprio. E beh, si può dire poco secondo me a Russo, che ha disputato una buona partita, ha fatto degli interventi che sembrano facili, però alla fine su dei cross tesi bassi ci ha messo sempre i guantoni. Brava anche Olivieri, che alla luce del risultato attuale ha fatto la gran parata. Quanto vale quella che è parata? Assolutamente sì. Peretti vuole lanciare Di Stefano, che è fresca. Di Stefano, il cross in mezzo per
Dalla Giacomo anticipata proprio all'ultimo. Peretti non riesce ad arrivare. Ha fatto un grande intervento Cascarano, se non mi sbaglio. Spettacolare Pier. intervento, direi, perché In scivolata, perché lì praticamente era fatta. era un fatta. po', Lì o fai fallo o prendi palla. sì, un po' più o Per cui meno. bravissima Chiaramele ancora. Tra l'altro è stata anche bravissima nel cross teso basso di Stefano, Di prima proprio ad anticipare, a togliere un tempo che di gioco. che invece di entrare in area lì di prima a togliere un tempo di gioco è riuscita a servire la corrente dalla Giacomo. Intervento decisivo di Cascarano. Qui lancio lungo di Salaorni, la butta via senza pensarci due volte anche Tardini. C'è proprio Russo sul pallone, sceglie la costruzione bassa. Adesso un lancio per Di Luzio che sfiora, palla che rotola lentamente verso il fondo, è rimessa per il Chievo Verona Women quando siamo al 42esimo, sempre 2-1 per la formazione di Mister Ardito. Tre minuti più recupero, Pier. Un recupero che potrebbe anche essere corposo, perché comunque c'è stato l'infortunio a centrocampo e i cambi, però si deve resistere, perché questi 3 punti sarebbero fondamentali. Tardini avanza, allarga verso dalla Giacomo. Chiaramela ancora che l'avversario. si propone. Dalla Giacomo verso Di Stefano, che avrebbe preferito un suggerimento rasoterra. Comunque Pier, al 42esimo, anzi all'88esimo minuto, Chiaramela ancora subito a proporsi in avanti e a proporre una giocata o un passaggio semplice. Infatti secondo me è una gara straordinaria di entrambi gli esterni bassi del Chievo, perché come abbiamo detto a inizio partita il 4-3-1-2 ti impone un grande lavoro da parte degli esterni, perché non hai l'aiuto del laterale alto. Esce la numero 23, Pier. Rognoni? Esce finalmente non ce ne voglia male Rognoni, perché è solo un complimento, ovviamente, perché è una giocatrice assolutamente fantastica, devo dire. Qui probabilmente toccata duro da un'avversaria. Crampi, no, crampi Pier, probabilmente. Ed è entrata Roventi. Comunque Pier, l'avevamo detto, Primo tempo Rognoni era stata devastante. Nel secondo tempo, appena è calata, ha faticato a prendere palla, Ed è stata tenuta anche bene dal Chievo, che secondo me l'avrebbe preparata anche così, perché non gli ha mai concesso l'1 contro 1. E nel secondo tempo ovviamente è calata. Qui Tuno Aia sporca il pallone di testa, ma è attentissima Olivieri a non farsi beffare dalla compagna. Adesso bisogna salire, si lancia lungo e si tiene il pallone lontano dalla zona che è difensiva. Lancio lungo verso Peretti, non arriva. Qui Salaorni corre con Di Luzio, di esperienza un po' trattiene l'avversaria, proveniente dal San Marino. Mentre qui brava anche Olivieri comunque a essere subito attenta e pronta. Quanto è importante il recupero, dicevo prima, di Salaorni, quanta esperienza ha dato, quanto mestiere, ricordando anche che fuori c'è una certa Stefania Zanoletti. Sicuramente gli infortuni hanno penalizzato non poco il Chievo, che si fa ancora avanti con Peretti, largo verso Boni, non arriva però. Capitano, qui intervento di Pecchini sull'avversaria. Batte subito il Como, che non vuole perdere tempo. Arriva però ancora Tardini. recupero palla di Bravissima Tardini. strepitosa veramente. Pecchini verso Di Stefano, che qui prima un gioco di gambe e guadagna un'ottima rimessa laterale che fa respirare il Chievo, che anzi si sta difendendo anche attaccando, diciamo così. Mentre Pier, adesso vedremo per quanto tempo dovremmo soffrire ancora, con la team manager che ha È pronta già prontissima, la infatti, lavagnetta. Leila Boni a segnalare il recupero, che solo lei sa in questo momento 4 minuti di recupero. 4 minuti quindi di sofferenza per il Chievo.
provare a portare a casa questo risultato. C'è proprio Dalla Giacomo che ha siglato uno dei 2 gol del Chievo, che però si trascina il pallone fuori, resta alto comunque il Chievo. Qui Peretti, ottimo lavoro anche il suo in avanti e conquista palla. E purtroppo però non riesce a portare a casa una rimessa in fase offensiva che sarebbe stata fondamentale. 3 minuti e 30 Pier di sofferenza, ma che potrebbero portare in dote 3 punti fondamentali ancora. Tardini che recupero palla, meriterebbe anche il gol. Tardini avanti, qui saggiamente sceglie di andare verso la bandierina, attaccata da 2 avversari. Qui però secondo l'arbitro l'ultimo tocco è il suo. Spazza via il Como. E Prost senza però pensarci praticamente, brava comunque. non è d'accordo ovviamente. Quindi pallone russo. Qui prova ad arrivare Di Stefano, che qui è fondamentale anche per il ripiegamento difensivo vista la sua freschezza. Pellegrinelli, Tunoaia bravissimo anticipa. anche. Salaorni, che si lamenta giustamente perché è stata toccata da Pellegrinelli. Qui Dalla Giacomo è lucida il trattenere questo pallone verso Chiaramele, Che conquista una grandissima punizione. che brava Chiaramele, classe 2002, ricordiamolo, ha fatto una partita di grande personalità, energia, voglia, sia in fase difensiva dove non si è scomposta, ma quante volte si è proposta in avanti. E anche questi dettagli, come un calcio di punizione procurato in questo momento della gara, è sinonimo senz'altro di personalità. Qui Salaorni vuole direttamente mettere in mezzo senza pensarci 2 volte. Arriva Pecchini, Tardini lotta in mezzo al campo, serve Peretti, arriva Valentina Boni, vuole ancora Peretti, arriva però Russo, la spazza subito via lungo. C'è Prost però che domina lì in quella zona del campo, prende palla però Fusarpoli verso Pellegrinelli, la gira e c'è la fascia sinistra da coprire, ci pensa Dalla Giacomo. Cross in mezzo, in anticipo Salaorni, Mele spazza via verso Peretti, vediamo se riesce a tenere questo pallone per guadagnare secondi. Bravissimo, quando manca praticamente 1 minuto adesso, Pier. 1 minuto adesso. Qui 60 secondi per il Chievo verso la meta. Rimessa laterale intanto che sarà battuta da Chiaramele. Peretti in avanti, ancora Peretti, mancano 40 secondi. Di Stefano in pressione alta, bravissimo Peretti ancora recupero Peretti. alto, Arriva Tardini, Boni, c'era l'inserimento, palla scoperta. però saggiamente non vuole sprecare questo pallone, è meglio tenerlo alto e non fa altrettanto Di Stefano, che però guadagna una rimessa laterale. E probabilmente si congela la partita con Sara Tardini che tiene palla lì. Ora Passa. Tardini in mezzo a Attenzione, 2 Tardini. e a questo punto potrebbe cercare l'assist. L'arbitro al fischietto e finisce così, Pier. Finisce così. Qui 2-1 e via una sorta di festa per il Chievo, che subito festeggia per 3 punti importantissimi per la lotta salvezza. Il Chievo che si dimostra un ammazza grandi, perché soffre spesso, purtroppo perde contro formazioni dirette concorrenti per l'obiettivo salvezza, ma che ha fatto fuori il Pomigliano, il Tavagnacco. Adesso arriva un'altra vittoria addirittura contro il Como. Tutte formazioni che comunque hanno l'ambizione di andare in Serie A, e oggi è stata forte anche dal punto di vista del carattere, perché come dicevamo con Giovanni sembrava il solito colpione, con il Chievo che passa in svantaggio nei primi minuti, poi prova a fare la partita, ha anche diverse occasioni ma non riesce a bucare la squadra avversaria. Invece questa volta è arrivato il gol, ne sono arrivati addirittura 2, ha ribaltato completamente il risultato grazie alle reti della nuova entrata Dalla Giacomo e dopo il rigore di Peretti, e conquista 3 punti importantissimi.
Sì, Pier, vediamo che l'esultanza comunque lì a centrocampo è nei 3 punti fondamentali, possiamo dire. Il Chievo è l'ammazzagrandi e si dimostra sempre una cosa: se il Chievo fa un gol, poi riesce a farne un altro. E questo era il dato Questo che è mi il dato volevi che dire. volevo dare, perché quando il Chievo va in gol fa quasi sempre punti, perché il 90% delle sconfitte del Chievo sono state partite in cui non è riuscita a bucare la rete avversaria, ma quando il Chievo va in gol sembra che si sblocchi qualcosa e spesso ne trova anche 3 o 4, come è successo a Pomigliano, a Brescia o contro il Tavagnacco. Qui sono stati solo tra virgolette 2, ma vanno benissimo. No, per- Pier, un'altra cosa, finalmente si riesce a vincere facendo 2 gol, perché di solito Ecco. per vincere se ne dovevano fare 3 oppure di più. Stavolta si riesce a vincere con un 2-1. Adesso vediamo che sono tutti a centrocampo lì con Mister Cardito a spronare. È stata una vittoria fondamentale, Pier, perché dal punto di vista mentale questa è una vittoria fondamentale che ti può sbloccare. Il Chievo è un ammazzagrandi e fortunatamente è un ammazzagrandi, possiamo dire, perché fra Pomigliano e Como porti a casa 6 punti contro 2 squadre contro che hanno 2 altri squadre, obiettivi, appunto, cioè, quindi importantissimi. Questi sono 3 punti importantissimi. Sono state bravissime a ribaltarla, perché questa era una partita che si ribaltava con la testa. ecco, Adesso vediamo il presidente che il presidente corre ad che abbracciare. accorre con tantissime energie, qui accolta dall'abbraccio, giustamente dalla festa del Chievo, che a questo punto però abbiamo detto Ammazzagrandi è chiamata ad una partita in cui deve essere regolare, invece, cioè deve essere normale, deve fare semplicemente la squadra in grado anche di vincere contro formazioni del suo livello, perché ricordiamo, fra soli 6 giorni, sempre qui allo stadio Olivieri di Verona, sempre in diretta su Avelia HD, c'è una partitina niente male contro la Roma. Sì, è la Roma che diciamo si è rinforzata. Adesso qui sentiamo i cori, comunque si è rinforzata che nell'ultimo che mercato. Comunque, Pier, le migliori in campo sono state tante oggi. Quante ne vuoi scelte? Me ne puoi dire 4, Giovanni? Perché so che è difficile, perché è Allora, difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. ma guarda, Olivieri per la paratona che ha fatto, perché senza quella parata saremmo stati sul 2-0. Poi ovviamente Gelmetti per l'assist, dalla Giacomo per il gol. Ovviamente Rachele Peretti per la freddezza, però Pier migliore in campo oggi, con tutto il rispetto, che è stata Sara Chetardini, che ha fatto una partita a centrocampo strepitosa. Strepitosa davvero la prestazione di Tardini, che come abbiamo detto nelle 2 fasi è eccezionale, sicuramente tanta qualità. Importante, come dicevi anche tu, la gara di Gelmetti, che non figura nel tabellino finale, però ha prodotto un importante assist, quello del pareggio, e poi si è procurata anche il rigore. Quindi è tutto dallo stadio Aldo Olivieri. Ricordiamo il risultato: Chievo Verona 2, Como 1, reti di Stefania Dalla Giacomo e Rachele Peretti, gara ribaltata completamente nel secondo tempo. È tutto da Pierluca Loporto. Giovanni Sorbello, buona domenica a tutti. Buona domenica, e noi ci vediamo, ci ritroviamo, lo ricordiamo, fra 6 giorni per Chievo Verona Women Roma, sempre in diretta su Avelia HD. Buona domenica a tutti e a presto. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Vuoi vedere tutte le partite del miglior basket italiano, comprese la Serie 2 e la Serie B, tutti i playoff e la tua squadra del cuore? Abbonati ad Internet con Avelia. È nata Internet Flash, la nuova offerta di Avelia per Internet a casa o per la tua azienda. A partire da 29,90 la velocità di Internet è sino ad 1 giga, annullamento del canone Telecom e chiamate verso tutti, tutto incluso. Abbonati subito e ricevi in omaggio un abbonamento a LNP Pass, la TV della Lega Nazionale Pallacanestro, per vedere in streaming con la fibra di Avelia tutti i match della Tezzenis Verona. Solo 29,90 e attivazione scontata del 50%. Chiamaci subito allo 045 92 00 030. Poi, metà campo!